il sintomo, ma comanda in un certo senso il tempo che vai a dedicare su quell'attività. Questo è molto molto importante perché per tutta la vita puoi andare avanti con questo approccio dicendo fin quando ho dolore io vado avanti e poi se ho dolore mi fermo. Ma qui il cervello, il sistema nervoso non sta capendo nulla perché gli stai dando semplicemente ragione che deve fermarsi perché c'è un problema ai muscoli, c'è un problema alla postura, c'è un problema alle articolazioni, quindi tu con la paura dici mi fermo perché uno così mi ha detto il fisioterapista e due ho paura comunque di andare a rompere qualcosa, a danneggiare qualcosa. Cosa succede se io vado avanti e poi il dolore va ancora più su e domani ha ancora più dolore? Non posso andare a lavorare, non posso accudire i miei figli, non posso badare alla casa. Questo è un problema. Invece dobbiamo capire che non c'è nulla da rompere. Gli esercizi, qualsiasi essi siano, non sto parlando di esercizi di rotazione o di questo genere di esercizi qui, perché non sono quelli che do io. Gli esercizi che diamo noi con l'approccio moderno sono esercizi semplicemente di ripresa alle attività che ti fanno stare bene. Se ti piace fare palestra, iniziamo a fare esercizi della palestra. Se ti piace andare a fare una camminata in montagna, rifacciamo quello. Ti piace fare yoga, rifacciamo quello. Magari semplicemente una camminata sul piano, va bene. Però non limitarti e non far limitare i tuoi esercizi fisici dal sintomo, perché il sintomo non ha ragione, non ha ragione. Quindi continui a fare quello che stai facendo, se hai dolore magari ne fai con meno intensità, ma continui a farlo giornalmente. Qua, paura del movimento, paura del movimento. Cosa succede alla paura del movimento quando sei nella fisioterapia tradizionale? Nulla, spesso resta uguale. Anzi, forse aumenta perché ti dicono sempre stai cauto, aspetta, non andare troppo, non fare quello troppo. E invece nell'approccio moderno è ridotta in modo significativo.